Io credo che quello a cui ci state sottoponendo oggi sia un precedente molto pericoloso nella modalità di legiferare di questa istituzione, per una serie di ragioni, e cercherò di riassumerle così. 1. Si chiede di costruire una legge che sia fondata su un piano dei trasporti, che è un atto normativo di rango inferiore rispetto alla legge. E quindi voi chiedete di costruire una legge sulla base di un provvedimento che domani mattina potremo cambiare. E quindi la legge rimane e il piano, che è un atto di rango inferiore, cambia. 2, consigliera Rizzotto, non è una legge delega, appunto, non è una legge delega. Quindi il termine di 12 mesi non è perentorio, perché non scade la delega. E quindi noi stiamo facendo una legge in cui chiediamo se gentilmente la Giunta può farci questo favore, perché in realtà se anche non ce la fa non cambia niente, perché non è prevista nessuna sanzione nel caso in cui il termine non venga rispettato, a meno che non mi diciate che se la Giunta non fa la legge in 12 mesi decade, allora voto a favore. Ma non credo sia così. Mi pongo anche il tema se questo modo di legiferare non presenti anche un'illegittima limitazione delle prerogative dei consiglieri. Cioè, se io domani mattina voglio presentare una proposta di legge sulla governance dei trasporti, lo posso fare. E allora, se lo posso fare io, lo può fare anche la Giunta senza dover avere questa indicazione. Quindi ribadisco il fatto che questo modo di legiferare è incomprensibile, non illegittimo, ma incomprensibile. Si possono fare leggi stupide, perché non c'è scritto da nessuna parte che uno non può fare una legge stupida, ma rimane una legge stupida, consigliere Rizzotto. E poi mi si dice, ma è un atto di indirizzo. Allora, sul punto 2 cose. Non è che se io faccio una legge anziché una mozione do una maggior forza all'atto di indirizzo, perché le leggi, il consigliere Bet lo sa meglio di me, sono fatte per regolare la vita delle persone, hanno una finalità, tra le quali non è prevista di rafforzare un messaggio politico. Se no cambio la Costituzione per dare un messaggio ancora più forte, no? Ogni strumento è adatto ad una finalità. E le proposte di legge che diventano legge non hanno l'obiettivo di indicare alla Giunta cosa deve fare, perché il nostro regolamento prevede per questa finalità un altro strumento. A proposito poi di qualità della produzione legislativa, quante volte ci siamo detti che lo Stato italiano ha una sovrapproduzione di leggi? Cosa paghiamo a fare tutti questi parlamentari che fanno tutti i giorni le leggi? Guardate che però ha ragione il consigliere Zanoni, poi possiamo andare nel cortile di Montecitorio tutte le volte che vogliamo a dare fuoco agli scatoloni di leggi, ma questa è la prima da bruciare. È la prima, perché non serve. Non serve. Ma è un atto di indirizzo, mi si dice. Vabbè, allora sforziamoci, lo diceva il consigliere Montanariello, sforziamoci e guardiamo qual è l'indirizzo così importante per il quale addirittura mi volete convincere che serve una proposta di legge. Cioè deve essere una richiesta così precisa, fondamentale, cogente per il consigliere regionale Zaia che chiede al presidente di giunta Zaia di fare una legge. E vado a leggere i 2 articoli, colleghi, e io non vedo l'indirizzo politico. Non c'è scritto dentro questa legge. Le finalità della legge sono garantire la qualità delle infrastrutture, dei servizi e dell'economicità. Articolo 1, comma 1, lettere A, B e C. E ci mancherebbe che facciamo una legge sul trasporto pubblico che non garantisce la qualità delle infrastrutture. Zaia, ci faccia una legge in cui i treni deragliano dalle rotaie, ci faccia una legge in cui i servizi fanno schifo e ci faccia una legge in cui possibilmente i servizi costano tanto e non sono efficaci. Ma che finalità sono? Che finalità sono? Banali, scontate, e ci mancherebbe pure altro. Cioè l'indirizzo politico è questo, rafforzato da una legge con la quale il consigliere Zaia chiede al presidente Zaia di fare una legge in cui i treni non deraglino. Ma veramente siamo messi così?
E dici, vabbè, le finalità sono quelle standard, diciamo. Vabbè, le minime indispensabili. Però ci saranno dei criteri stringenti ai quali attenersi, no? Eh sì, perché ci vogliono uno o più soggetti per la rete viaria, uno o più soggetti per le ferrovie e uno o più soggetti per la navigazione interna. Cioè com'è già adesso? Uno o più soggetti. Se il criterio è stringente, l'atto di indirizzo forte, caro Presidente Zaia, ti dico che devi fare un soggetto, no uno o più. Vediamo cosa riusciamo a fare, no? Uno o più o meno è la stessa cosa. Oppure specificare che bisogna sviluppare in termini di innovazione tecnologica l'intero settore dei trasporti. Beh, certo. Non c'è una parola in questa legge sulla sostenibilità ambientale. Sono talmente importanti i criteri e le finalità da scrivere una legge che riguarda il trasporto pubblico regionale e a nessuno viene in mente di scrivere che devono essere almeno sostenibili dal punto di vista ambientale? Perché almeno quello sarebbe stato un criterio oggettivo, importante, fondamentale. No, neanche quel criterio gli vogliamo mettere. Anzi, neanche quel criterio Zaia vuole mettere a Zaia quando deve fare la legge. Ora, davvero, è un tema molto delicato, devo dire di cui la Regione del Veneto si è occupata pochissimo, se non quest'anno, a causa di quello che è accaduto a livello nazionale in merito al trasporto pubblico locale. E ci siamo accorti che così non si può andare avanti, che la nostra Regione ha bisogno di un intervento e che serve riorganizzare questo settore strategico per la vita dei cittadini, per lo sviluppo delle imprese. Non c'è una parola sulla governance che dovrà avere questo uno o più soggetti. È il tema e l'oggetto è questo su cui noi ci dobbiamo interrogare, no? Questi soggetti come saranno costruiti? Quale sarà il ruolo della Regione? Quale sarà il ruolo degli enti gestori? Quale sarà il ruolo degli enti locali? Dentro qua questo non c'è scritto. Non c'è scritto. Allora io, ribadendo e chiudo le perplessità sullo strumento legislativo, che, ripeto, mi appello, come dire, agli uffici legislativi del Consiglio, è un precedente pericoloso, perché da domani mattina vi presentiamo proposte di legge che impegnano la Giunta a fare qualunque cosa. Andiamo a prendere il vostro programma e tutte le cose che avete scritto vi impegniamo a fare. Non si produce così l'attività legislativa. Quindi continuo a ribadire la criticità sullo strumento e poi, volendo fare lo sforzo di stare sui contenuti, io i contenuti qua non li vedo. E in questo senso abbiamo fatto uno sforzo, diciamo, per costruire dei criteri, per innescare una discussione tra di noi, no? Perché se io dico biglietto unico integrato e so che l'assessore sul punto ha, come dire, la volontà perlomeno di esplorare questa possibilità, se glielo scrivo dentro una legge, allora sì, l'assessore è obbligata politicamente a percorrere quella strada. Allora, se voglio l'indirizzo forte e cogente, dentro questa legge scrivo che pretendo il biglietto unico integrato, scrivo che pretendo una governance partecipativa dei soggetti attuatori e trasparente, scrivo che voglio una innovazione profonda, per esempio, del parco mezzi. Questi sono gli indirizzi che potrebbero rendere questo tipo di iniziativa legislativa utile, non dico buona o cattiva, utile, che ha un senso. Altrimenti stiamo perdendo tempo, stiamo passando un paio d'ore a discutere del nulla. Ecco, io credo che noi, prima di fare la morale agli altri legislatori nazionali su quante leggi fanno, dovremmo, come dire, cominciare noi per primi a rendere produttiva la nostra attività in questo Consiglio regionale.